Mauro Baldi, Fly CGL Rovigo, una sensazione, una battuta su questa prima giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022. Per prima cosa non posso che dire l'importanza di queste giornate che ha per il settore della pesca e per l'acquacultura. Ciò che è emerso sono dati importanti che danno appunto la sensazione di quanto importante sia questo settore per il Veneto. È naturale che tante cose sono da fare, ma da quello che è emerso le possibilità ci sono. È naturale che come Fly CGL noi rappresentiamo i lavoratori, i dipendenti, ma è naturale anche che se non abbiamo i pescherecci e se non abbiamo le aziende non ci sono dipendenti e quindi noi non rappresenteremo nulla. Ed è per questo che diventa fondamentale parlare anche del discorso della sostenibilità, perché vi è un'importanza fondamentale che è la sostenibilità ambientale, che vuol dire avere la risorsa nel mare da poter pescare o coltivare. Al tempo stesso serve anche una sostenibilità economica per chi ci lavora e perché dia dignità a un lavoro che è anche molto faticoso e che sempre più lo sta diventando, visto anche tutta la situazione che è successa in Europa e non solo, dalla pandemia alle guerre, il caro prezzi, quindi tutta una serie di cose che hanno ancora di più messo difficoltà in questo settore. Se guardo la provincia di Rovigo ci sono anche dei problemi strutturali già evidenziati dall'assessore Corazzari, quindi la Regione ne è a conoscenza, che devono essere fatti, perché in questi giorni tutti avranno letto anche sui quotidiani la moria che stanno avendo le cozze, perché in Sacca di Scardovali sempre di più sta aumentando la salinità, sempre di più sta aumentando la temperatura dell'acqua, visto anche il problema climatico che stiamo vivendo, e che quindi mette a repentaglio questo tipo di produzione. Cosa serve? Serve fare dei lavori strutturali e che facciano in modo che ci sia questo ricambio e quindi quel giusto mix di acqua dolce e acqua salata che faccia sì che la produzione possa poi continuare. Ecco quindi la sostenibilità da quel punto di vista. Se parliamo per quanto riguarda la pesca, non posso non evidenziare ancora le problematiche che vi sono nella bocca di porto a Pila, dove le barche fanno fatica ad uscire e anche qua serve un lavoro strutturale di messa in sicurezza per questi lavoratori, perché noi abbiamo visto anche scene che in certe condizioni climatiche le imbarcazioni rischiano addirittura di capovolgersi. Ecco che quindi diventa un fattore essenziale di sicurezza per chi ci lavora, ma di riuscire poi ad uscire e quindi fare il proprio lavoro nel massimo appunto della sicurezza, che è ancora oggi un fattore fondamentale non solo nella pesca, anche in tutti i settori, perché vediamo quanto ogni giorno persone durante il lavoro perdono la propria vita.